aggiornamento a chi mi segue. Ho pensato negli ultimi giorni, settimane, se avrei dovuto prendere questa decisione, su quello che faccio con YouTube e con quello che faccio nel mio lavoro di tutti i giorni. Ho preso questa decisione perché, penso sia arrivato il momento di, fare sul serio, cioè nel senso, no, ho sempre fatto sul serio nel mio lavoro, ma, il fatto di, avere questo YouTube channel aperto era, diciamo, un modo per me per aiutare più persone possibili, anche che persone che non avevano dolori, alla cervicale, no, io ho sofferto di dolori cervicali per così tanto tempo, che per me questa è una missione, quindi vorrei, aiutare principalmente le persone che soffrono da dolori cervicali, piuttosto che emicrania, come dolori che comunque io avevo e ho avuto per diverso periodo, cervicale quasi per 5 anni, l'emicrania saltuariamente. Quindi sono cose che io so che le posso sentire io e quindi le ho sentite io nella mia pelle, quindi potevo aiutare gli altri. Quindi cosa cambia oggi in Veneziano Therapy, e nel mio YouTube channel? Quello che cambia è che aiuterò in questo momento, esclusivamente persone che, hanno dolori cervicali. Ovviamente, vorrei, dare più supporto agli altri, nel senso che faccio anche dei video sulla fibromialgia, dei video sul mal di schiena, però quello che ho notato, magari voi mi potete aiutare a capirne di più, che da fuori le persone pensano che ogni dolore, sia, diverso nel sistema nervoso. C'è chi sente dolore alla cervicale, c'è chi sente dolore all'emicrania, chi sente dolore al mal di schiena, e tutti vanno da una persona diversa, come se in realtà il dolore al mal di schiena fosse diverso dal dolore alla cervicale. E in certi casi lo è, ma nella maggior parte dei casi, quindi nei dolori cronici, la terapia è sempre uguale. Quello che però noto è che chi si affaccia come prima a primo impatto su quello che faccio io e mi chiede: "Ma questo che fai tu va bene anche per il mal di stomaco?" Oppure: "Quello che fai tu va bene anche per l'emicrania? Quello che fai tu va bene anche per questo, quell'altro?" E io devo sempre rispondere: "Probabilmente sì." E questo, taglia la strada a molte persone che magari, con le giuste informazioni andrebbero subito sulla soluzione. Quindi quando parlerò d'ora in poi lo farò principalmente per persone che soffrono di, cervicale, non per tagliare gli altri fuori e perché non posso aiutarli e perché non voglio aiutarli, semplicemente perché, così funziona, nel senso, ehm, bisogna specializzarsi in un qualcosa, che ho scelto di specializzarmi già dall'inizio sulla cervicale, perché ce l'ho avuta io, ehm, e quindi parlare principalmente di problematiche cervicali potrebbe aiutare quelle persone che sono in questo momento, titubanti, su, usare la Mind Body Therapy per guarire. Ehm, quindi questo. Ovviamente so che, boh, molte persone direbbero: "Ma non è giusto, nel senso, alla fine la Mind Body Therapy si può fare per qualsiasi altra problematica nel corpo." Ehm, Ho preso questa decisione, quindi tutto il mio sito web, tutto i miei programmi saranno rivolti al problema della cervicale. Nel futuro probabilmente farò qualcosa relativo anche al mal di schiena, però mi volevo focalizzare su queste particolari parti del corpo, quindi dalla cervicale andando su fino alla l'emicrania, dolori facciali, insomma, nevralgia, quindi questa parte in su. Ci sono altri professionisti che lo fanno, ovviamente, ci sono persone, fisioterapisti che si occupano di dolori cervicali, non sono il primo, ma qual è la differenza di mio canale e di altri professionisti? Principalmente, la maggior parte dei programmi che puoi trovare fuori, la maggior parte, non dico tutti, sono dolori sono, terapie dove fisioterapiche, nel senso che fai l'esercizio, fisico alla cervicale e non prendono in considerazione la parte emotiva.
quindi la parte in cui il fisioterapista normalmente non è formato. Un fisioterapista non è formato sulla parte psicologica del dolore, no, non è formato sul fatto che le emozioni possono creare dolore, non è formato sul fatto che il sonno piuttosto che, le emozioni in generale possono creare un sintomo. Non tutti i fisioterapisti ovviamente, ci sono persone che son formate anche su quella parte lì che io offro, magari con dei master, con dei percorsi di, aggiornamento. Quindi questa è la principale, cosa che differenzia un programma che magari posso offrire io rispetto ai programmi che ce ne sono 100.000 là fuori, fisioterapici puri. Anche il fatto, lo dico per voi insomma, quando vi affidate a un professionista, dovete anche capire il perché fate quella terapia. Molte persone che soffrono di dolori cervicali, si affidano a terapie manuali, a terapie principalmente fisiche. Questo è molto limitante, è molto limitato. Quindi nel mio programma vorrei che la persona sia, accolta, in tutti i suoi fattori, cioè non solo fisico, ma anche, psicologico. C'è molta resistenza in Italia sul fatto di andare dallo psicologo, perché, si pensa sempre che non ne abbiam bisogno, sembra che se vai dallo psicologo potresti, non so, potresti forse per l'autostima, non so, il fatto di essersi sentirsi un po' sotto non lo so, è forse più l'ego che ti toglie dal fatto di dire: "Vado dallo psicologo". Non so adesso i motivi per cui le persone non si approcciano anche a questi fattori quando hanno dolore, però sta cambiando moltissimo. Ora nei miei programmi nel mio programma Neurobalance, ci sono già persone che son dentro e non hanno problematiche cervicali, ma hanno problematiche di dolori diffusi. Ovviamente queste persone continueranno col percorso e poi, una volta che i nuovi arriveranno nuove persone solo che hanno dolori cervicali o comunque emicrania. Rispondo adesso alle domande tra l'altro, Ehm, quindi questo è quello che vi volevo dire. Lo so che perderò tantissime persone che sono adesso nel canale, perché si sentiranno, escluse dal fatto che io faccio solo contenuti principalmente per cervicale e dolore cronico, insomma, parte alta del corpo, ma parlerò comunque di meditazione, parlerò comunque di tapping, al di là dove lo fa il tapping meditation, funziona ovunque. Ehm Niente, queste sono le novità. Cosa mi scrivete? Giovanni Simula: "Sei sardo?" No, come puoi sentire dal mio accento non son sardo, sono nato a Torino fino a 23 anni e poi mi sono spostato verso, la Nuova Zelanda, l'Australia, dove ho vissuto lì per questi 2 paesi per 2 anni in totale e ho capito che ho imparato l'inglese e da lì, a parte che è stata un'università della vita e il viaggio, e poi da là mi son spostato in Francia, e poi dopo la Francia sono andato in Olanda a studiare fisioterapia, che ehm, mi ha formato moltissimo, ovviamente sia il viaggio che l'università. Forse mi ha formato più il viaggio, a dirvi la verità. Ehm, Mattia Codel: "Hi from Albania". Ciao Mattia, bello sentire che c'è qualcuno dall'Albania. Ehm, Cos'altro volevo dirvi? Ehm, sì, quindi continuando con quel fatto che vi dicevo dei miei contenuti, cercherò di, stare focalizzato sulla cervicale. Ehm, Persone che hanno però fibromialgia, noto che hanno problematiche sul tratto anche della cervicale. Quindi cosa fare con queste persone? Cosa fare con quelle persone che hanno anche dolori diffusi?
ho notato, che l'approccio quando il dolore è diffuso, è ancora più importante prendere in considerazione i fattori psicosociali. Quindi il fatto di dire: "Okay, mi sento in questo momento, male perché ho dolori ovunque, cosa devo fare?" C'è da fare, molto all'inizio, ma non è difficile e non è, impossibile. Quello che io ho visto rispetto a quelle persone che ho seguito, che sono migliorate con fibromialgia o comunque, dolori diffusi, è stato una presa di coscienza, principalmente, che che ti faceva capire che la tua problematica si può guarire, che si può guarire da queste problematiche. Quindi all'inizio il fatto di essere in questa senso di depressione, il senso di, stanchezza del combattere, del trovare la soluzione giusta, di fare tutto al millesimo perfetto, perché se no non miglioro e non guarisco. Questa è una presa di coscienza che se non c'è, quindi capire che si può guarire quando però lasci andare tutto. Quando lasci andare il fatto che se, non faccio meditazione allora non guarisco, se non mangio così allora non guarisco. Ehm, Lasciare andare, perché tutte queste cose che ci portiamo dietro, quindi del perfezionismo, e lo so che non è facile, e lo so che è una presa di coscienza molto difficile, ehm se non c'è questo passo non si guarisce. Io con la cervicale forse per chi soffre di cervicalgia cronica, forse è un po' più facile, non lo so, forse. Perché non ho avuto problemi in altre parti del corpo. Però è anche vero che quando soffri di cervicale può essere che, il dolore migra. Anzi, non può essere, molte volte se soffri di dolore nociplastico, il dolore migra dalla cervicale, magari va verso l'emicrania e se non è emicrania magari inizia a avere male al dente. Questa cosa del dente tra l'altro mi è capitata più spesso, il dolore al dente che, arriva sempre a sinistra, mai a destra, guarda caso in un dente che è stato otturato. È stato otturato anni, anni, anni fa e ogni tanto mi fa male. Più volte sono andato dal dentista per farmi fare un controllo e capire se c'era, boh, qualcosa da riotturare o qualcosa da aggiustare insomma, no, e più volte anche con panoramiche, mi è stato insomma l'esito è negativo. Negativo nel senso che non c'era niente di problematico e c'era solo un'infiammazione. Ora, sapendo quello che faccio adesso, ho fatto poi i collegamenti, li ho fatti poi dopo ovviamente, quando ho iniziato a studiare, come funziona il sistema nervoso. E cos'è successo? Che il dolore al dente arriva sempre in situazioni in cui sono in alto stress. Alto stress ovviamente magari inizio a dormire male, inizio a mangiare male, inizio a muovermi di meno. Quindi tutte questi fattori, che si vanno a sommare e accumulare, vanno a far sì che da qualche parte il dolore va a finire. Dove va a finire? Magari in posti del nostro corpo dove sono già sensibili. Ecco che questa è una domanda che mi è stata fatta più e più volte, quando spiego che il dolore nociplastico, quindi il dolore cronico, può arrivare in qualsiasi parte del corpo, anche in assenza di problematiche strutturali. Quindi il mio caso è un caso, molto palese, che se io non ho niente sul dente, ma si infiamma e si infiamma sempre quello, perché non un altro? Ehm, Perché quel dente ha avuto già un piccolo "trauma", tra virgolette, quindi era già stato otturato e non era perfettamente a posto già prima. Quindi quando vado in situazioni di stress, si può infiammare. Questo si può infiammare anche cioè la cervicale. Io se vado in situazioni in cui sono molto stressato, ho tante cose da fare, non dormo bene, non faccio meditazione al mattino, non inizio a
a fare una routine mattiniera che mi setta, la giornata, quindi faccio tutto di fretta, sono frustrato, eccetera, 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 arrivo ad aver male al collo. Quindi vedi che una persona può dire: allora non sei guarito". No, 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 sono guarito perché io lo so che questa parte del collo, che è sempre a sinistra, quando mi arriva a far male, so cosa devo fare. Non devo fare esercizi fisioterapici, e lo dico da fisioterapista, e lo dico contro molti miei colleghi che purtroppo ancora sono limitati nel fatto che danno ancora esercizi, fisioterapici a persone che soffrono di dolori cronici. Se tu soffri di dolore cronico alla cervicale, ma in altre parti del corpo, la fisioterapia ti dà un'immensa mano, okay, all'inizio, ma se poi la fisioterapia non ti dà la mano a lungo periodo, come è stato per me, a me la fisioterapia non mi ha dato mano a lungo periodo, io potevo ne ho cambiati 3, 4 di fisioterapisti, ehm e quindi non mi davano, cioè non mi ha dato un supporto a lungo termine. Cosa ho dovuto fare? Ho dovuto studiare il sistema nervoso, ho dovuto quindi aggiornarmi a cose in più della fisioterapia e capire che era collegato a un sistema, emotivo. Il sistema emotivo appunto da come io reagivo allo stress, perché non è un problema che sei stressato e dolore, siamo tutti stressati. Addirittura ci son certe persone che all'inizio nella consulenza mi dicono: "Però io non sono stressato, però ancora ho dolore lo stesso". Allora tu magari consciamente non sei stressato, ma il tuo corpo all'interno ha una intelligenza, okay? Tu certe cose non sei consapevole di cosa su certe cose non sei consapevole, di cosa sta succedendo nel tuo corpo, fino a che non c'è il sintomo. E il sintomo può essere qualsiasi cosa, può essere dolore, può essere ansia, okay, può essere insonnia, non dormi bene, può essere che inizi a perdere peso. Ovviamente tutte queste cose devono essere inizialmente, viste da un medico per escludere problematiche gravi, tumori, infezioni, okay? E poi una volta che hai escluso che ci sono problematiche gravi, fai la tua trafila. Ma chi arriva a me, principalmente quella trafila di mesi, se non anni, di cure di fisioterapia, reumatologo, ortopedico, e parliamo solo della parte cervicale, okay, le hanno già fatte. Mi ricordo 1 anno fa, se non più di 1 anno fa, ho avuto un cliente, che aveva già fatto fisioterapia. Aveva visto tutti i miei video, aveva visto tutto quello che facevo online, mi ha scritto e mi ha detto: "Alessio, io sono sicuro che la problematica che tu stai s descrivendo, ce l'ho io, ehm, e voglio iniziare il percorso". Abbiamo iniziato il percorso che è stato 8 settimane anche quello, dalle 6 alle 8 settimane. Lui dopo la seconda settimana, dopo che abbiamo fatto il percorso che inizialmente è cognitivo, quindi capire mente e corpo che sono collegati, cosa succede, inizia a riflettere sulla tua vita, su quello che su come ti comporti, su come pensi, inizi a fare uno scatto, un salto di qualità, cioè ti conosci proprio, ci inizi a conoscerti veramente molto di più con questo percorso qui. E già quella parte lì è terapeutica. Tu non stai facendo esercizio fisico sul collo, stai facendo terapia per la mente e poi quella terapia per la mente si trasmuta al corpo. Lui dopo i 8 le 8 settimane il dolore alla cervicale non ce l'aveva più. Ogni tanto arrivava come me, ritornava, ma lui sapeva che non ci doveva convivere tutta la vita. Questa conoscenza, questa consapevolezza che qualcosa può trasmutare, può guarire, può modificarsi con l'intento, con la consapevolezza, è incredibile perché non te lo vai a portare per tutta la vita. Ora non son tutti così i dolori, non sono tutti così. Ecco perché all'inizio bisogna escludere problematiche gravi, okay, ed è più facile se le fai escludere subito e non vai a fare 100.000 terapie e provare quella che funziona, okay, prova quella che sappiamo che dà i risultati oggi nel 2024. Se non vuoi credere a me, informati
sulla scienza, su quello che sta succedendo nel 2024 con la neuroscienza del dolore. Ehm, e poi quanto uno ci può mettere, cioè ora ve lo dico proprio, faccio un esempio, okay, io lavoro principalmente online e poi di persona qui a Cagliari, per le persone che, mi contattano e sono magari nella zona sarda. Ehm, per arrivare a lavorare online, ovviamente devo essere formato non solo sul mio lavoro, ma anche su il marketing, sul siti web, su, la comunicazione. Sono tutte cose extra che un fisioterapista o un terapista deve avere oggi per lavorare online, okay? Ora per esempio, vi dico una cosa che va fuori da quello che, è la fisioterapia. Se io mi devo fare aiutare da una persona che si occupa di marketing perché deve fare un annuncio su Facebook o su YouTube per aiutarmi a, trovare persone da aiutare con dolore al collo, io non è che devo spendere 1 anno della mia vita o 6 mesi o 3 mesi della mia vita per studiare come funzionano gli ads o, gli annunci. Io prendo una persona, la pago e dico: "Guarda, ti pago, fammi questa cosa perché non voglio perdere tempo imparandola". Poi il background più o meno ce l'ho, quindi so che non mi prende in giro perché più o meno mi sono informato, lo pago, mi fido, mi dà il risultato, okay? Questo è quello che accade oggi nella neuroscienza del dolore con i dolori cronici, è che non ci inizialmente non ci informiamo su quello che accade, su quello che sta accadendo e ci andiamo in fiducia, okay, e non è sbagliato, però un minimo, di informazione la bisogna avere. Quindi se tu soffri di dolori cronici al collo, informati che molto probabilmente il tuo dolore cronico al collo non deriva da una problematica strutturale. E questo è chiaro oggi, è chiaro. E la maggior parte che soffre di dolori cronici al collo è perché non ha fatto un percorso così, come vi sto dicendo io, mente e corpo, perché sembra una cosa impossibile, sembra una cosa che non hai bisogno fare. Invece fin quando non ci sbatti la testa, se vuoi andare avanti con tutte le terapie che oggi abbiamo a disposizione, che non funzionano, vai avanti. Io ho provato tutto. Vi dico quello che ho provato io e quello che per salvare un po' di tempo, un po' di soldi alle persone che cerco di aiutare, okay? Quindi quello che succede è questo. Ehm, niente, quindi ragazzi questo è quello che è successo. Son passati 23 minuti. Io adesso vado a farmi una nuotata al mare perché, fa caldissimo e devo aspettare sempre le 6 per andare a farmi la nuotata perché veramente la spiaggia è pienissima in 'sti giorni, son fortunato ovviamente, non mi lamento assolutamente. Ehm, e niente, quindi non vedo l'ora adesso da domani in poi, anzi oggi ho iniziato già a cambiare delle cose sul mio sito, quindi indirizzarmi su persone che soffrono di dolori cronici al collo. Ancora meglio se queste persone soffrono di dolori cronici al collo e sono in una fascia, di età dai 30 ai 50 anni. Questo non per escludere tutti gli altri, è perché ho visto che il programma che funziona per me, funziona più o meno in quelle range di età. Ehm, questo è quello che succede. Un'altra cosa che posso dire è che ci sono delle statistiche che ci dicono che le persone che tendono a migliorare, che migliorano di più se soffrono di dolori cronici, sono persone che cognitivamente riescono a capire subito come funziona il sistema nervoso. Quindi la prima parte è cognitiva, quindi son principalmente persone che hanno un'educazione un po' più alta della media, okay, questo è quello che succede. È brutto da dire, ma è così, è così. Cioè,
poi magari ci farò un video su 'sta cosa, però è quello che succede. Quindi se tu non conosci e non capisci cognitivamente cosa succede nel tuo sistema nervoso, non guarisci, perché pensi sempre che quando il sintomo ritorna sei la vittima. Invece no, quello è matematico che se tu fai un certo tipo di percorso rispetto a un altro, il dolore ritorna e aumenta. Quando noi però capiamo che tu non stai avendo delle problematiche gravi, che iniziamo a, includere tutti i fattori che potrebbero influenzare il tuo dolore, lavoriamo su tutti questi fattori insieme, perché io adesso, lavoro principalmente 1 a 1. Una persona che mi guarda ora, non può comprare il mio corso e farselo da solo. Non può. Non può perché non glielo do, perché non preferisco, aiutare molte meno persone che aiutarne una, che però guarisce, che si trasforma, okay? Quindi quello è quello che faccio. Ehm, e niente, quindi vabbè tutti gli altri dettagli li potreste vedere sul mio sito web. Per adesso è tutto ragazzi, ci vediamo alla prossima live o al prossimo video nei prossimi giorni, okay? Ciao a tutti, a presto.